Siamo nella grande casa dove il nonno è nato e cresciuto. Ti voglio raccontare una storia che è molto bella, che tu non conosci, ti piacerà. Se sono arrivati, gli ultimi sempre, bisogna rilassi lì. Prego. Ha tu finito? Come hai appena di finire di mettere a posto il commesso? Va bene. Visiti di battaglione urinale. Arriva la maestra. Buongiorno signora maestra! Buongiorno bambini. Signora maestra, ho fatto una macchia. Essere puniti anche corporalmente non era così inconsueto, ma gli insegnanti sapevano anche essere affettuosi e gratificare gli alunni. Hai fatto un buon lavoro. I lavori delle donne di casa erano tanti. Cominciavano all'alba e finivano a tarda sera. State arrabbiate di filare un nenino mio che l'ame, che gli è venuto tutte a gropsa qui. Gli uomini si occupano prevalentemente della campagna, ma anche dei tanti lavori faticosi della casa contadina. I nonni aiutavano i piccoli a costruire i loro giochi. Dall'altra parte della strada si sentiva il martellare del fabbro. Spesso era circondato da piccoli aiutanti che, ipnotizzati dal fuoco e dal rumore del martello sull'incudine, rimanevano affascinati da quel ferro rovente che si trasformava. Una volta ogni tanto si va al mercato con la carrete. L'asino non è sempre d'accordo sul viaggio imposto. Vendemmiare l'uva era un'occasione di condivisione e di collaborazione dei componenti della famiglia e dei vicini che venivano ad aiutare. Scartoccià, sfogliare le pannocchie, è un altro momento festoso della famiglia. La polenta è il cibo principale. Si fanno grandi polente per le famiglie numerose. L'osteria non è solo un bar dove bere un taiut. Spesso è un centro di affari, un luogo di incontro e di discussione. Allora, è ora di venire a casa o no? Per cominciare? Da ottobre a marzo la famiglia dopo cena si riunisce nella stalla in file. Il termine deriva proprio dalla filatura della lana, ma anche da tessere racconti e storie e preghiere.